A tutti, bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora è ovviamente gravissimo quello che è accaduto al giornalista di Report Sigfrido Ranucci, lo saprete tutti, nella notte davanti alla sua casa a Pomezia. La sua auto e quella di sua figlia sono saltate in aria, distrutte da una bomba che secondo l'inquirente aveva il potenziale per uccidere. Sono arrivati i carabinieri, Digos, vigili del fuoco, le indagini al momento sono ancora contro ignoti. In ogni caso è un fatto ovviamente di gravità immane che l'auto di un giornalista e quella della figlia vengano fatte saltare in aria. Tra l'altro lo diciamo con doppia convinzione, proprio perché non condividiamo pressoché nulla delle idee, dello sguardo orientato e del modo di intendere il giornalismo militante di Sigfrido Ranucci. Proprio perché non lo condividiamo siamo al suo fianco, a maggior ragione, se no non vale, voglio dire, no? Bisogna ripristinare l'ABC della convivenza civile, cosa che hanno, è cronaca, immediatamente fatto i massimi rappresentanti delle istituzioni e del governo, a partire dalla Premier Giorgia Meloni, che ha immediatamente dato la sua solidarietà. Esprimo piena solidarietà a Sigfrido Ranucci e la più ferma condanna per il grave atto intimidatorio da lui subito. La libertà e l'indipendenza dell'informazione sono valori irrinunciabili delle democrazie che continueremo a difendere. È intervenuto immediatamente anche il vice premier Matteo Salvini. Quanto successo a Pomezia è di una gravità inaudita e inaccettabile. Totale solidarietà a Sigfrido Ranucci e alla sua famiglia. E ha fatto doppiamente bene il ministro Piantedosi, oltre a esprimere solidarietà, a dichiarare che ha dato mandato di rafforzare al massimo ogni misura a protezione del giornalista di Report. Cioè sono questi i fondamenti dello Stato di diritto, della convivenza civile, del riconoscimento reciproco, delle regole del gioco, e invece di chi se ne colloca al di fuori, e dei valori fondanti, tra cui la libertà di informazione. Ecco, queste regole elementari del gioco andrebbero ripristinate a tutti i livelli e su tutti i fronti. Per intenderci, è completamente un'altra vicenda, ovviamente. Un conto sono le bombe, un conto sono le parole. Ma quando Maurizio Landini, segretario del principale sindacato italiano, dà alla Presidente del Consiglio della cortigiana, cioè qualunque dizionario alla mano, qualunque storia della lingua e della letteratura italiana alla mano, le dà della meretrice, donna di facili costumi, prostituta, puttana, perché questo ha detto Landini, si deve dimettere, perché la sua parola coinvolge anch'essa un paletto irrinunciabile minimo della dialettica democratica e civile. Il segretario del principale sindacato italiano non può dare della prostituta alla Presidente del Consiglio. Cioè siamo prima ancora dell'ABC, no? Proprio ancora prima che esista un alfabeto, proprio alla pura articolazione di suoni vagamente sensati. Così come, per esempio, quando in alcune manifestazioni convocate anche magari da soggetti istituzionali, da partiti che stanno in Parlamento, ci sono dei galantuomini che srotolano striscioni enormi, che inneggiano al 7 ottobre, che ne chiedono la riproposizione di un altro 7 ottobre, e cioè inneggiano al pogrom, allo sgozzamento, alla caccia all'ebreo in quanto ebreo, alla sevizia dell'ebreo in quanto ebreo, al fatto che alcuni bambini ebrei sono stati decapitati e messi nei forni. Quei signori lì, da parte degli organizzatori del corteo, si accompagnano fuori, si prendono radicalmente le distanze, quello striscione glielo si fa accartocciare, e piuttosto cambia strada l'intero corteo, ma non si corre il più vago rischio di essere mischiati con questi antisemiti violenti. Così come quando ormai ogni giorno spuntano post, manifesti con Giorgia Meloni, Matteo Salvini a testa in giù, e si inneggia una piazzale Loreto per i vertici del governo, insomma, a impiccare la Presidente del Consiglio, il Vice Premier, degli esponenti di destra, da parte di questo milieu pro-PAL. In primis coloro che coccolano questo milieu devono prendere radicalmente le distanze e dire che con questa gente non vogliono avere mai niente a che fare, non solo quando fanno dei post palesemente indifendibili, ma che coi violenti
avanti, non vogliono mai avere niente a che fare. Cosa voglio dire? Voglio dire che il fatto gravissimo di Ranucci, a cui ribadisco la solidarietà di Radio Libertà, e che è un fatto suo specifico che esula da altri, ci dà però l'occasione di riflettere sul fatto che ora a tutti i livelli, azioni a maggior ragione, parole, cortei, compagnie in cui ci si caccia, a tutti i livelli va ripristinato un minimo di ABC civile, ora o mai più. Grazie a tutti, ma rimanete con noi per la nostra intervista settimanale.